All'uscita di un locale di Casieri il suo atteggiamento sospetto, ma soprattutto la lunga sfilza di segnalazioni in banca dati ha convinto i carabinieri a effettuare una perquisizione accurata e ben presto è venuto alla luce che l'uomo trasportava 25 grammi di eroina, una piccola quantità agli occhi dei non addetti ai lavori, ma nella sostanza si tratta dell'ennesimo campanello d'allarme. Il CERT più volte ha spiegato che il crollo del costo dell'eroina, arrivata a costare poche decine di euro al grammo, la rende appetibile anche ai ragazzini, e il fatto che l'uomo uscisse da un locale traccia un nuovo allarmante perimetro anche sul ruolo sociale. La droga sequestrata a due angoli di quello che in gergo le forze dell'ordine definiscono un mattoncino era purissima e poteva quindi essere tagliata e allungata per ricavarne una quantità maggiore, addirittura doppia. In casa dell'uomo i carabinieri hanno anche trovato della marijuana e un paio di cartucce. Immediatamente è scattato il provvedimento di arresto, che è stato convalidato nel corso del processo per direttissima celebrato questa mattina in tribunale a Treviso. Il magistrato ha concesso i termini a difesa, ma nel frattempo il 52enne avrà l'obbligo di dimora nel comune di San Biagio di Callalta.